Un omaggio agli oltre 650.000 militari italiani catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre del 1943 e deportati nei lager. Il ricordo affidato alla mostra allestita a Venezia a Palazzo Ferrofini. Beppe Giulietti. Le loro storie sono talvolta restate ai margini delle ricostruzioni e delle narrazioni legate alla Seconda Guerra Mondiale, alla tragedia politica, soprattutto umana, innescata dall'armistizio dell'8 settembre, alle sue modalità e dalla lucida follia delle ultime raffiche del nazifascismo. E furono 650.000 i militari italiani che vennero catturati dai tedeschi e deportati nei lager dell'Europa settentrionale, catalogati sotto la sigla IMI, Internati Militari Italiani. Privati così dalle garanzie previste dalle convenzioni internazionali per i prigionieri di guerra. Di questi 650.000, 3.000 provenivano dalla sola provincia di Venezia. E allora è dedicata la mostra, curata dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, partita dall'Arsenale ed ora approdata nella sede della Regione Veneto. Qui è una prigionia che segue a una catastrofica sconfitta, è un ritrovarsi battuti dopo avere, chissà in quanti di quei 650.000, partecipato del sogno di grandezza dell'Italia fascista, di diventare una grande potenza, mentre invece eccoli lì in moltissimi prigionieri e neanche riconosciuti come prigionieri. L'evento, come ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, si inserisce nelle iniziative legate alla giornata della memoria. Queste fotografie, queste testimonianze, restituiscono i nomi di coloro che non vollero e resistettero anche senza armi.